dei risultati maturati settimana scorsa, Mr. Jeff e Roma Calciotto si trovano appaiati in classifica, ma torniamo in cronaca, attenzione a Francucci, ci prova col mancino, non riesce a staccare la formazione in maglia giallonera, poi Di Innocenzo perde un brutto contrasto, allora attenzione a Seferi, lato corto dell'area, Seferi palla sul destro, Seferi, le finte del numero 11 che entra in area, ancora Seferi in mezzo a due avversari, in qualche modo si salva il Mr. Jeff. Con Seferi bravo a farsi trovare smarcato, battuto il corner, attenzione il pallone rimane là, attenzione a Pisapia che va col destro e c'è il vantaggio della Roma al 12° minuto del primo tempo per il Mr. Jeff. Francucci la tocca per Caruso, dentro per Davello, attenzione Davello, il tocco sotto, attenzione perché c'è calcio di rigore per il Mr. Jeff con Davello atterrato da Gabriele e arriva il cartellino rosso, come ovviamente si recupererà qualcosa, parte Davello col mancino, intuisce Sestili ma non basta, è 1-1 alla Longarina al 16° minuto, può far ripartire il contropiede della Roma, attenzione a Pisapia che taglia il campo per linee centrali, va alla conclusione, pettinari anticipate, allora può ripartire Restivo, contropiede Mr. Jeff, Restivo le finte, non sa a chi giocarla, allora attende lo smarcamento dei compagni, poi va al destro per la salvezza, ma appena seguiamo questo affondo di Tonetto, attenzione il pallone rimane là, ancora Tonetto e Sestili l'alza in corner, tutti i duelli con il numero 14, attenzione al colpo di testa e Sestili sulla traversa, era stato Santoprede, Restivo, le finte del numero 15, ancora Restivo, va da Tonetto che dal fondo la mette in mezzo, c'è il destro al volo e ancora una traversa scheggiata dal Mr. Jeff con Di Innocenzo. Ancora corner per il Mr. Jeff, già battuto, ci prova Santoprete e arriva il gol del 2-1, questa volta è vincente la zuccata del numero 9. Comunque il forcing dei gialloneri che si era concretizzato nelle due traverse colpite proprio da Santoprete, ma torniamo in cronaca perché si prova a innescarsi Seferi, attaccato da due avversari, attenzione, la mette in mezzo, smanaccia Scarsella, è clamoroso, arriva il 2 pari della Roma, ancora Pisapia, nemmeno il tempo di centrare il pallone e la Roma trova il pari, ancora Pisapia, la testa a due avversari di fronte a sé, si sgancia, vediamo se lo serve Santoprede, in realtà il pallone è in mezzo per Parisi, in realtà è Davello, mentre dall'altra parte tiene in campo il pallone Caruso, attenzione a Tonetto che alza la testa, va alla conclusione e questa volta arriva il gol del 3-2, è stato Davello a incrociare, mentre può ripartire nuovamente il Mr. Jeff con Restivo, in mezzo a due Restivo, attenzione ancora il numero 15, è solo Restivo, serve Davello che la controlla, Klaus si allunga il pallone e allora è Francucci che lo riconquista, va da Restivo, le finte, ancora solo Restivo, palo e poi questa volta arriva il gol di Tonetto. 4-2 Mr. Jeff, la chiude forse definitivamente il numero 14, Klaus chiuso in qualche modo, Pisapia va da Quinquigno che prova la conclusione della Roma in un eventuale play out, attenzione perché ovviamente in caso di parità viene meno, va D'Anversa con il destro in porta ed è un gol fantastico di D'Anversa che disegna una punizione deliziosa che si abbassa sotto la traversa, 4-3 Mr. Jeff, ma un Eurogol del numero 9, il tocco è per Pettinari che alza un campanile ma non c'è più tempo alla Longarina, finisce 4-3 per il Mr. Jeff sulla Roma Calciotto, Mr. Jeff che conquista una vittoria pesantissima in chiave salvezza e vola a quota 31 punti in classifica. Alla fine se dobbiamo vedere qualcosa, diciamo il bicchiere mezzo pieno, vediamo la vittoria, vediamo i 3 punti. La partita però noi non l'abbiamo giocata bene, dobbiamo essere sinceri, oggi eravamo abbastanza scarichi sulle gambe, loro con tutto che hanno giocato con un uomo in meno per quasi tutta la partita correvano il triplo di noi, è pure vero che tanti di noi ieri avevano fatto un'altra partita a calcio a 11, quindi c'era un po' di stanchezza, però al di là di questo non l'abbiamo interpretata bene dal punto di vista tattico e quindi abbiamo corso molto poco e alla fine diciamo, prendiamo di buono, come hai detto tu, il risultato e i 3 punti. Sotto il punto di vista della prestazione non possiamo dire niente, penso ai ragazzi, perché questa sera hanno dato tutto, a partire da Mirko Sestili che mi ha sostituito in porta per un rigore dubbio sul quale sono stato espulso. Permettetemi di dire che io gioco la Lega da 9 anni penso
e tutte le persone che mi conoscono per una correttezza sia in campo che al di fuori. Io penso che questa sera un arbitraggio come questo non meriti un campionato come il nostro. Non meriti il campionato come il nostro perché se si fanno delle riunioni dove viene chiesta la massima serietà da parte nostra, lo stare attenti a bestemmiare o altre cose, l'atteggiamento dell'arbitro deve essere poi quello durante tutto quanto l'arco del campionato. Non si possono tenere delle situazioni come quelle di questa sera dove noi veniamo penalizzati da una scelta forse giusta, non lo so, perché comunque se viene concesso un calcio di rigore su un ultimo uomo generalmente viene anche data l'espulsione, però poi si lascia un giocatore che bestemmia e si sente a 60 metri di distanza e un arbitro ti dice che non ha sentito. Questo la ritengo una cosa che faccia male a questo movimento. I ragazzi hanno fatto un'ottima partita, fino a che siamo stati 8 contro 8 abbiamo dominato in lungo e largo la partita, abbiamo segnato meritatamente, fatto il gol del vantaggio. Dopodiché, ascolta, tanto è inutile girarci intorno. Sono tanti anni che io faccio la Lega, io sono Michele Villani e sono il presidente della SD Roma Calciotto GSA. Non avete mai sentito un tesserato della SD Roma Calciotto GSA dire una cosa fuori luogo, un'intervista fatta che potesse lasciare dei dubbi, un'intervista Michael che potesse dire qualcosa di sbagliato nei confronti di chiunque, di chiunque. Ho capito con gli anni che questo atteggiamento ci penalizza fortemente, tantissimo, perché in ogni partita noi dobbiamo stare a subire questi, voglio edulcorarmi un po', questi episodi veramente molto gravi che ci penalizzano, ad ogni partita, ad ogni partita. Oggi è stato dato un rigore, le immagini chiariranno, mi sembra, di un giocatore che va a sbattere contro il nostro portiere, peraltro girato. Vuoi dare il rigore che secondo me non c'è? Va bene, dallo. Forse gli dai la munizione, perché tutta la panchina della squadra avversaria ci è venuta a chiedere scusa per questo. Senza dimenticare che 5 minuti prima un giocatore in faccia all'arbitro bestemmia, l'arbitro lo guarda come per dirgli passaci su,